Benfica-Bologna stasera c'è. Benfica-Bologna. Chi vince? Cioè, lei che ne sa? Io sono per la figa. No. Cosa ha detto? Ma è impazzito? Mr. President, a message to Italy. I love Italy. Mr. President, we love you. Do you have something to say to Miss Meloni? She's fantastic. She is a fantastic leader and person. Dobbiamo prenderle per la pelle del culo quelli che occupano la casa di quell'anziano, dargli un calcio nel sedere e rimettere immediatamente nel possesso l'anziano. Uè, pasticcino gas, tanti auguri di buon Natale dal tuo amato Vittorio. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. Cioè, la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre il solito Gazzi insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E visto che ci avviciniamo alle feste, direi anche buone feste. Sì, va bene, lo dicevamo anche alla fine, no? Cioè, buon Vittorio alle donne. Buonasera Eccolo. buonasera a tutti i nostri ascoltatori e al buon pasticcino Gaz. Ecco, vabbè, si poteva anche evitare. Benissimo. Io devo dire Come che stai, Gaz? Come stai? Tutto cercavo bene? di Hai passato un appoggiarmi- bel weekend? Cercavo, sì, bellissimo, molto intenso, cercavo di appoggiarmi su questa sedia, solo che c'è Sì. il braccio che continua a cadere. Vabbè. Il braccio più lungo della gamba. Esatto. Ci sta raggiungendo anche Il buon Luca Adalberto Trollamiglio, che sarà un protagonista di questo finale 2024, visto che quest'anno è stato molto presente in questa emittente radiofonica, e ce lo godiamo per l'ultima volta. Perché quest'anno. poi finalmente veniamo censurati. Ci perché cancelleranno, ci anzi, cancelleranno io dalla radio. non so se questa sarà l'ultima puntata del 2024. Beh, penso proprio di o sì, settimana alla fine. prossima ce ne sarà un'altra. Tu hai già prenotato gli sci, le No, non ho vacanze sulla prenotato neve, niente, la no, settimana bianca, eccolo. No, assolutamente no. Anche se devo dire che da quando c'è stato dal 1° dicembre, mettiamola così, la playlist preferita di questo mese è quella dei cinepanettoni classici, perché poi non poteva essere diversamente. Tu ne hai già guardato qualcuno? Io ho già iniziato a fare una No, bella io maratona. purtroppo Natale a New York, Natale a Beverly Hills, io non Merry ancora, Christmas. ma la settimana prossima recupero le vecchie tradizioni Bravo. come ogni anno, quindi ma penso un po' tutti noi alla Ma fine, certo. bene o male il Ma Dogui o tutti i pochi vacanze di altri, Natale. vacanze di Natale, insomma bisogna per forza vederlo, però diciamo che cosa fa diciamo? parte Cosa della diciamo? cultura, Fa parte della del cultura, Natale dei esatto. milanesi, alla fine, Sì, dei milanesi in magari generale, non radical chic, ma di tutti, di quelli milanesi non, per di carità. quelli senza puzza sotto il naso, che non si vergognano a guardare i cinepanettoni, a farsi anche due risate di goliardia, cinepanettoni ecco. che poi collegandoci un po' a temi più seri, ad oggi non potrebbero più essere fatti come una volta, no? Mi ricordo delle dichiarazioni di De Sica che diceva appunto No, che certo. con le stesse battute di una volta oggi sarebbe finito probabilmente in galera e avrebbero anche buttato la chiave. Poi altri che finiscono in galera per reati più Certo. gravi sicuramente, però sappiamo anche tutto il mondo mainstream, quello che piace al buon Vittorio, in poche parole. Esatto, ma infatti io e dei miei amici abbiamo inventato un gioco alcolico molto divertente, ovvero guardare un cinepanettone, possibilmente quelli prima del 2010, e berci uno sciottino di qualcosa ogni volta che dicono qualcosa che oggi sarebbe Giusto. censurata dal politicamente corretto. Ogni volta che insultano un anziano, una persona obesa, una persona omosessuale, una persona disabile, ovviamente tutte persone a cui normalmente bisogna portare il massimo rispetto, ma che in situazioni di ironia, in situazioni di comicità, è giusto tutti un po' non prendersi troppo sul serio e prendersi un po' in giro. O no, cugino? Tu che sei molto woke, molto democratico, molto de sinistra. Ma dico solo questo,
Rutti e scuregge, cioè, non mi sembrano robe che comunque Ma siano cosa così c'entra? gravi da censurare. Ed ecco, diciamo che se io mi devo guardare qualcosa di comico, preferisco il buon Ricky Gervais, ecco, Vabbè, piuttosto che... Ma quella è stand-up comedy, questa è un'altra cosa. Il famosissimo Ricky. Anche a me piace Ricky Gervais, che è molto più politicamente scorretto. Esatto. Solamente Gazzo non lo conosce perché probabilmente lui guarda stand-up comedy russo. Non Il so suo massimo perché- di stand-up comedy probabilmente è Teo Mucari o Enrico No. Brignano. Probabilmente io il suo non so massimo di perché stand-up comedy è Putin vabbè, che dice che vincerà la ancora. guerra in 3 Ma no, giorni, ma non però è- va bene. Ma basta, cugino, non è che ogni volta possiamo aprire Ma sto- gli Comunque scrotti, pare- il bello è che poi chi ci Passiamo alle, chi ma ci passiamo alle ascolta, cose serie. i nostri fans, quelli più assatanati, quelli che ci ascoltano, insomma, sanno che alla fine Vittorio è un po' un disco rotto e sta arrivando, ecco, l'abbiamo chiamato prima, Ma però sta parliamo invece, arrivando prima adesso, di parlare di questo cantante un buon fallito, Luca Scognamiglio, al quale diamo il benvenuto. Sì, può entrare. Ad Alberto. Mi dicono dalla regia di chiamarti ad Alberto. È arrivato così, bello tranquillo. Facciamoci un po' di Comunque, buonasera Trollamiglio, mentre il buonasera. buon Luca Scognamiglio si siede ed è carico per i suoi 3 minuti della settimana 3 minuti di gloria. Dopodiché eh, si alzerà e se ne andrà via. c'è stata questa settimana scorsa, siamo sempre nell'ambito poco serio, però come del resto di tutta la trasmissione c'è stato un siparietto per cui Pupo, Sì. che io pensavo che non esistesse più, invece a quanto pare esiste ancora, è stato Purtroppo. ospite in una trasmissione russa, Sì. in una TV russa, e ha fatto il suo pezzo, insomma, le sue solite Ha canzoni. presentato la sua nuova canzone, La il sua suo nuovo nuova singolo canzone. musicale. La sua nuova canzone, i conduttori gli hanno detto bravo maestro e apriti cielo. Lui ha magari osato pubblicare un video e apriti cielo, perché subito quei ben pensanti alla vittoria delle donne, oppure quelli di sinistra, che iniziano a dire Pupo, tu non devi andare di in quei Non paesi, devi andare in Russia, non devi andare a Mosca, in quei paesi nemmeno che in viaggio di scatenano le lavoro. guerre, neanche per una questione di lavoro, non puoi fare questo, non puoi fare nient'altro. Neanche in nome dell'arte, perché alla Neanche in fine la nome musica di Pupo la dell'arte. possiamo considerare una forma d'arte, cugino. Quindi di fatto È peggio dei cinepanettoni. Vabbè, Tra ma quelli Pupo e lì- ma cinepanettoni quelli lì preferisco i cinepanettoni. Ma quelli lì Faccio son outing, gusti, son lo gusti, per confe- lo- carità. lo confesso, Però io non- meglio i cinepanettoni di Pupo. Ma ecco. quelli lì sono gusti e possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però quello che mi preme sottolineare è questa assurdità ogni volta di censurare, di criticare qualcuno perché È la va cancel culture, caro va Gazzo. all'estero a fare il suo lavoro, perché è il suo lavoro questo, a prendere i suoi soldi, giustamente fa l'artista, deve pur camparci di questo, eppure c'è sempre qualche cretino che dalla poltrona continua, quindi continua a cioè, criticarlo anche- perché sto qua va a fare i soldi in un paese che magari ti sta un po' sulle palle, ma il paese perché ha invaso un altro paese, che possiamo essere d'accordo o meno, però comunque non puoi criticare un artista perché va a fare il suo finito di lavoro da altre asciugarci? parti, scusa, è veramente Ma una quindi logica Pupo assurda, dal malata. 2024 accetta come metodi di pagamento le rape e le fave? ma piantala. Ma vogliamo Pupo è un artista che deve vivere della sua Vogliamo arte, anche boh. sentire la voce del signor Adalberto? A pagamento però, dopo vi mando fattura. Certo. Innanzitutto buonasera a tutti. Bentornato, e Luca. Grazie. Sempre puntuale. Fatti tuoi. E dato che sono arrivato un pelo in ritardo, ho sentito l'inizio di questa trasmissione e ho sentito il buon Rubeo che con ilarità ha detto oggi verrà a trovarci il buon Luca Scognamiglio, perché è già venuto tante volte quest'anno, con ilarità, dimenticandosi che Certo, che io tu al posto lavori. che guardare i cinepanettoni dal mattino alla sera con Massimo Boldi che scoreggia e De Sica che fa altre cose, lavoro. Quindi si qualcuno lavora, dovrà pur lavorare in si questo lavora e paese. si produce per portare a casa la pagnotta. Ecco, Quindi sì. tornando a Pupo, ora personalmente a me Pupo sta abbastanza sui coglioni. Come può piacere Pupo? Non lo so, però vabbè. Poi il fatto che sia andato a lavorare in Russia, ma non c'è niente di male, a lui piace andare lì, si prende i soldi dalla Russia e bene. Allora, togliamo questo velo di ipocrisia che si è creato in questi anni. Tutte le aziende occidentali in un modo o nell'altro in Russia commerciano. Quindi leviamo questo velo di ipocrisia. Pupo sta sui coglioni,
a me sta sui coglioni, a te sta sui coglioni, a te no, a te no, No, a me fate no. quello che volete, ma leviamoci questo velo di ipocrisia. Tutte le tue belle aziende americane, europee e occidentali in Russia commerciano, o col loro nome o sotto prestanome, commerciano, quindi Ma smettila. Pupo ci rimanga, Pupa ci vada e ci rimanga pure Sì, in ma- Russia a prendere le rape e le fave. Tu puoi incazzarti con Pupo perché oggettivamente fa abbastanza cagare. No, e ci sta, povero. e ci sta. Ma Ma certo. non puoi rompergli i coglioni perché va a lavorare in Russia. Tutti in Russia lavorano, tutti in Russia commerciano, quindi Vittorio smetti. Io mi sono posto una semplice domanda, ho solamente chiesto, Pupo, nel 2024 accetta di essere pagato con le rape e le fave? Che è diverso da dire che non ci può andare. Vabbè, ma cosa ci... Ma, vabbè, è un disco... abbiamo capito che è un disco... Sì, è un cambio di tonalità pazzesco il buon Vittorio, però d'altronde quando gli dimostri un po' quella che è la verità, poi qualcuno reagisce in un certo modo. Vabbè, comunque... Ma ragazzi, ma prima di andare col primo pezzo, vogliamo subito toglierci questo delizioso pensiero e ascoltare il nuovo singolo dei Barbe Eleganti, proprio a tema natalizio, visto che si parla di musica per rimanere in Una tema. domanda un po' retorica. Anche perché si parla di chi va a Mosca in viaggio di lavoro. Abbiamo risposte alternative Ovviamente no. Allora, Signori, possiamo dalla regia presentare in diretta radio il nuovo singolo dei Barbe Eleganti creato con l'intelligenza artificiale, singolo di Natale, tormentone reggaeton natalizio, intitolato Vittorio, uno strano Babbo Natale? Possiamo? Cugino, tu che sei il protagonista di questa opera lirica sostanzialmente, sei d'accordo? Ma perché abbiamo altra scelta? Assolutamente sì. Se tu mi dici che non sei d'accordo, la chiudiamo qui e non la manderò mai. Non siamo mica dei cagasotto come il pasticcino Gazzo Luca Scognamiglio. Vai, è vero, ma lui ha sempre detto che le apprezza. Vabbè, andiamo avanti. Bene, se posso mandarla dalla regia. Bene, di ChatGPT e Suno AI dirige l'orchestra il maestro intelligenza artificiale dei Barbari Eleganti, testo di intelligenza artificiale in parte modificato dal sottoscritto, Vittorio, uno strano Babbo Natale. Era la vecchia, cielo era bluerdo, le stelle brillavano sopra lassù, la neve silenzio e su nel nord, un uomo speciale guidava una Ford, indossa il cappotto, la barba è perfetta, con lo sguardo furbo, la notte aspetta, ma oltre ai regali c'è un piano segreto, non solo doni sotto ogni tetto. Vittorio le donne, 30 anni appena, nascosto tra i pini con aria serena, guardava la slitta di Babbo Natale con un'idea un po' folle, un po' geniale. Stanotte sarò io, l'eroe del Natale, a entrare nella casa e durante il baccanale. Babbo riposa, prenditi un po' di vacanza, toccami alle mamme donare speranza. Vola Vittorio tra stelle e passioni, porta regali e strane emozioni, nelle case entra con abilità e alle mamme regala la felicità. Vola Vittorio tra stelle e passioni, porta regali e strane emozioni, nelle case entra con abilità e alle mamme regala la felicità. Le case eleganti, le luci accese, i bimbi aspettavano dolci sorprese. Vittorio bussava a ogni portone, lasciava un regalo e un po' di passione. Oltre ai regali per i bambini, regalava un telefono ai loro bambini. Così tra i genitori a cui si è spenta la fiamma, Vittorio procedeva a rubare la mamma. Le mamme lo accolgono con occhi brillanti. Babbo Natale? Lui sorride galante, sussurra promesse di una notte speciale. La vigilia diventa un po' meno banale. Vieni con me, lascia stare tuo marito. Era ormai per Babbo Vittorio la frase di rito. Così, oltre che alle sue amate rende, anche ai mariti spuntavano le corna. Vola Vittorio tra stelle e passioni, porta regali e strane emozioni, nelle case entra con abilità e alle mamme regala la felicità. Vola Vittorio tra stelle e passioni, porta regali e strane emozioni, nelle case entra con abilità e alle mamme regala la felicità.
Che pezzaccio, che pezzaccio. Beh, capolavoro assoluto. Capolavoro, io penso che questa canzone potrebbe scalzare dalla scaletta qualche artista di Sanremo, no? Immagino. Assolutamente. Immagino chi è che c'è Fedez? Tony F. Ma no, Tony F. Sai, forse Fedez, Tony F li lascerei anche meno, vediamo un po' di risse lì in TV. Tra l'altro dopo abbiamo anche una notizia che riguarda Tony Però, F, la diamo non dopo. so, tra quelli un po' più sconosciuti che non meriterebbero di essere lì, insomma, possiamo benissimo mandare com'è che si chiama l'artista? Non si dice intelligenza artificiale. No, intelligenza artificiale. Alla fine in parte è scritto da ChatGPT, in parte dal sottoscritto. Possiamo mandare ChatGPT a Sanremo, così immagino Carlo Conti. Scrive sicuramente testi migliori delle canzoni di Anna Pepe. Carlo Conti non tocchiamo Anna Pepe. No, assolutamente no. Immagino se dobbiamo Carlo toccare Conti ecco. che dirà canta ChatGPT, dirige il maestro Beppe Vessicchio, e quindi ecco. Sarà bello, una bella scena. Comunque fammi fare una piccola correzione, perché oltre alle case delle mamme si infila anche in quella del buon pasticcino. Eccolo. Io ho una domanda, ma tutto ciò è coerente con la linea editoriale di questa radio? No, assolutamente sì. No. Ok, perfetto. Assolutamente no. Vabbè, Comunque, ragazzi, siamo giunti alla prima canzone. Andiamo con la prima canzone, ci sentiamo dopo. Adesso Gianna Nannini con Latin Lover. Sangue caldo, profumo da sballo, medaglioni sotto la t-shirt. Marlon Brando, questioni di tango, metto in vendita il tuo sex appeal. Ogni notte cambi faccia, cambi stile, cambi parole. Latino lover, Latino lover. Sigarette fumate di fretta, gli occhi frugano nei décolleté. Vedi Ornella muta che si cuce la bocca per te. Mentre tu stai cambiando macchina, cambiando motore. Latin lover, Latin lover, Latin lover, Latin lover. Stai con le tue foto, stai con i tuoi trucchi, stai al modello notte. Stai con i tuoi disegni, stai con le tue storie storte al modello notte. Forte, mischiare le carte per vedere quello che non c'è. Fai l'amore allo specchio di notte col suono nei t-shirt. Ogni volta cambi stile, cambi dieta, cambi emozione. Latin lover, Latin lover. Scendi fuori di testa stasera, non capisce perché sei così. Beve birra, non parla di guerra, vuole feeling subito. Mentre tu non hai voglia più di questa canzone. Latin lover, Latin lover, Latin lover. Stai con le tue foto, stai con i tuoi trucchi, stai al modello notte. Stai con i tuoi disegni, stai con le tue storie storte al modello notte.
Eccoci, dopo Latin Lover di Gianna Nannini Stata abbiamo una qua un pausa Gaz intensa. un po' scandalizzato perché il cugino Vitto gli ha raccontato il suo interessante ma no, venerdì sera, a cui esatto. è rimasto un po' scandalizzato, ma non entriamo nei dettagli. No, anche perché io penso che se ti fermassero con i nuovi decreti che ci sono, Abbiamo una il notizia nuovo anche codice riguardo a sulla quello. strada che c'è, insomma, se ti fermassero tra un po', e io faccio un appello alle forze dell'ordine di fermare proprio, siamo qua in via, si può dire la via in teoria, siamo qua Milano Nord, Siamo ad rintracciateci Affori, signori, e fate un zona posto Affori. di blocco fuori dalla radio, così beccate uno. Non è in macchina. No, stasera siamo in macchina. Ah no, è macchina. Allora perfetto, Mi beccatelo riaccompagni così a casa in macchina vi fate stasera. il test. Sono tranquillissimo, non ho assunto tutti- sostanze stupefacenti, Sì, dai, quindi stai sono zitto. tranquillissimo. Vi fate tutti i test che si possono fare a una persona nel rispetto dei diritti umani e lo mandate dentro, togliete anche la patente, eccetera. Cazzo ce ne frega dei diritti umani. Vabbè, comunque. Anzi, ho bevuto anche con con molta moderazione, solamente 2 Assolutamente. drink, quindi assolutamente. E va bene, nuovo codice della strada, signori, potevamo scommetterci sopra, però non l'abbiamo fatto stupidamente. Siamo ma brave era anche- persone. Io però scommetterei su quella città per Capodanno. Ecco. E a Napoli, infatti, prima multa per cellulare alla guida al corso Umberto I. Nuovo codice della strada, controlli anche a Napoli. Prima sanzione per cellulare alla guida sul centralissimo corso Umberto. Possiamo fare una piccola citazione a un'altra trasmissione radiofonica, perché qua è palese, è proprio palese che se diciamo una roba del genere, cioè non può essere che ispirati a quest'altra trasmissione, però qua ci viene proprio da dirlo. No, ti Poteva viene perché- accadere ovunque. Vabbè, in ma è un quale caso città è adesso, non è che- successo? Ma è un caso adesso, capita. Gli è andata male di qualche secondo prima, perché secondo me in tanti sono stati beccati grazie al nuovo codice della strada, che insomma ha applicato delle sanzioni No. restrittive. Non entriamo in questo però discorso, non entriamo, per ormai lo favore. sappiamo già, e questo è per salvare le vite. Facciamo e- soltanto ilarità. Facciamo Tutto soltanto quello. ilarità sul fatto che tra tutte le città Però, italiane insomma, in cui poteva esce avvenire la sempre prima qua. sanzione Vabbè. del nuovo codice Vabbè, della sarà un strada. caso, non è che adesso poi i giornali ci sguazzano su sta beh, cosa. certo, colpa dei giornali, sempre Salutiamo i colpa- nostri ascoltatori di quella città che ci stanno ascoltando. Comunque andiamo con le cose più serie. Il Codacons Questa notizia è bellissima. ha attribuito il premio annuale del Codacons al presidente di, secondo voi che cosa? Del Codacons. Codacons. Cioè Carlo Rienzi, presidente del Codacons, premiato tra virgolette a sorpresa da che cosa? Dal Codacons. Mi viene da piangere, dice lui. Fossimo in lui faremmo un esposto al Codacons per la decisione in conflitto di interessi del Codacons. Dice l'Huffington È tutto. Post. questo è letteralmente il meme di Obama che si Infatti- mette la medaglietta da solo. Quindi- bellissimo. A sorpresa, anche il presidente fondatore del Codacons, Carlo Rienzi, ha ricevuto il premio Amico del Consumatore 2024, consegnato da 21 anni dall'Associazione a personalità impegnate per i diritti di cittadini e consumatori. Non so che dire, non vorrei piangere, ha detto Rienzi, Mi ricorda un ricevendo po'- la targa oggi a Palazzo Rospigliosi a Roma. Poi ha scherzato, in effetti mi chiedevo perché nessuno ci avesse ancora pensato. Ma È- mi è ricorda un po' umile, Fantozzi, ragazzo, è il umile, mega ragazzo. presidente galattico di Fantozzi. Sì, più o meno sì. La cosa assurda è questa qua. Io vorrei sapere innanzitutto quanti soldi pubblici vengono elargiti a questo ente inutile, perché chiariamo È una volta un'autorità per amministrativa indipendente, se non sbaglio, no, Gabs? Sì, però in ogni caso... Eccolo, vabbè. Ecco. Quindi vuol dire che vengono elargite grosse somme di denaro pubbliche a questo ente, quindi invito la Corte dei Conti a... Che ci sta ascoltando e che salutiamo, esatto, ovviamente. esatto, a verificare che sia tutto nella norma e a verificare anche le attività pubbliche e private del suo presidente, perché di questa persona non ci fidiamo assolutamente. Poi torna un attimo su, il premio Amico del Consumatore non va dato a questa persona qui, ma andrebbe dato a Vittorio Le Donne. Perché? Andrebbe dato a Vittorio Le Donne perché lui è strettamente amico del consumatore
Che tipo di consumatore? Non lo diciamo, non lo vogliamo Però dire. andrebbe fatto per categorie a sto punto. Se vogliamo dare un premio al buon Vittorio, va fatto l'amico del consumatore per categoria. E lo so, ma il punto è che adesso c'è il codice della strada di mezzo che rompe un po' le balle su questo tipo di categoria, e quindi forse è meglio evitare. È imbarazzante. Sappi che l'avvocato è pronto per presentarti una querela, arriverà Guarda, io se un nel tuo domani- domicilio una lettera del mio avvocato e presto dovrai sganciare per... Sto parlando con te. Ce l'ha con me. Beh, io se domani, cioè spero non domani, perché almeno Natale spero di farlo con la filina penale pulita, però se un domani, mettiamola così, dovessi essere denunciato da buon Vittorio Le Donne, quindi Al Codacons, portato magari. in tribunale, al Codacons, Per così, le cose dette. giuro che andrei con una medaglietta qua attaccata al cioè non sulla pelle a mo' di, però Come il venerdì sera del bombito. Ma una non entriamo medaglietta nei dettagli. attaccata alla giacca, Sì. con la spilla attaccata alla giacca, Certo, il buco come- della come giacca, piace a noi. esatto, è il buco quello che c'è Della giacca, certo. sarei la anche spilla. contento, Tranquillo pasticcino, con te si raggiungono accordi molto Esatto, comunque- privati. Comunque, no, dai, vabbè. Comunque è assurdo che il Codacons premi il Codacons, cioè ancora una volta questa com'è che posso definire? Queste autorità amministrative indipendenti. Ma mi fa anche schifo definire l'autorità amministrativa, non è un'autorità amministrativa indipendente, cioè è già una presa in giro per quello che fa, però al di là di tutto è assurdo che per l'ennesima volta ci sia sto carrozzone di questa repubblica un po' fantomatica chiamata Italia, delle banane, dove il presidente si cioè in un paese normale, a parte che un presidente di un'autorità del genere dovrebbe avere un minimo di dignità, secondo me. Sì. A E invece prescindere, lo vediamo invece, alle vabbè, manifestazioni lo vediamo a vestito da certe carcerato. manifestazioni, ma poi per l'ennesima volta si rende anche ridicolo. Cioè, io non capisco come possiamo ancora portare avanti gente del genere e autorizzare queste cose giù a Roma, che poi la palude romana la conosciamo tutti, però vabbè, lasciamo perdere che poi rischierei anche qualche querela di conseguenza, quindi Sono medaglie al valore, come dicevi tu, sono medaglie al valore. Ringrazio la redazione di Radio Esatto. Libertà per non averci ancora cancellato il appunto, programma. io mi trattengo perché Allora, diciamo una cosa al presidente del Codacons, dato che Milei è arrivato in Italia in questi giorni, al presidente del Codacons diciamo afuera! Esatto, no, io mi trattengo perché poi veramente nel rispetto di questa redazione che ha avuto tanta pazienza nei nostri confronti in questi anni, mi sembra il minimo sindacale. Comunque, vabbè, andiamo avanti. No, ma allora il punto è che corporazioni del genere, perché chiamiamole col loro nome, sono funzionali alla politica romana. Sì. Perché Vogliamo portano dire anche lobby? Chiamiamole lobby, chiamiamole corporazioni, comunque sono Come ultrastatalista. Esatto, sono delle entità che sono assolutamente utili alla politica romana perché portano voti, non portano idee, Certo, non i voti portano dei nulla, dipendenti che e ci portano lavorano e voti. dei parenti. E Milei è funzionale proprio in questo senso. A me fa piacere che la Presidente del Consiglio inviti Milei, gli dia la cittadinanza, lo inviti alle sue, a Palazzo Chigi, alle sue eventi. Dovrebbe anche imparare, non totalmente, ma un minimo dalla politica di Milei. Io non capisco Milei, per l'appunto, perché non c'entra assolutamente un cazzo con quello che la politica italiana è e che Giorgia Meloni è. Il punto è proprio questo. Continuiamo a dire no, i bonus non sono buoni, i bonus non vanno bene, l'economia non può basarsi sul bonus, e noi anno dopo anno ci troviamo i bonus sempre messi lì. In questa finanziaria abbiamo il bonus elettrodomestici. Sì, o anche il bonus Natale da 100 euro, anche quella roba lì. Tutto questo è in linea con... Scusami. Tutto questo è in linea con la politica di Milei? No, non c'entra assolutamente un cazzo. Certo. È tutto quello che Milei, metaforicamente, con la motosega, vuole abbattere. Ed è quello che noi, tramite una bomba atomica, sempre metaforicamente parlando, vogliamo abbattere. Cosa c'entra? Non lo so. Qualcuno me lo spieghi. Allora, innanzitutto diciamo una cosa, cioè Milei ha dato, brevemente, Milei ha dato una lezione a tutti quelli che dicevano che le politiche liberali e libertarie non erano applicabili. Lui è arrivato in un paese letteralmente distrutto dal socialismo e in un anno sta facendo dei veri e propri miracoli. In Italia il punto
è che la politica ormai è diventato un accasarsi di parenti e amici nelle varie posizioni. La Presidente del Consiglio in questo non ce ne vorrà, è probabilmente al top del top in queste prestazioni. Un po' di moderazione. No, hai ragione Vittorio, vergogna che non ha messo magari il cognato come ministro dell'agricoltura, che poi dopo le innumerevoli figure di merda l'hanno fatto star zitto, perché voi sentite Lollobrigida negli ultimi mesi, no, meno male, coglione l'hanno fatto star zitto. Non ha messo la sorella come portavoce del suo partito, no. Quindi smettila Vittorio, smettila. Stai dicendo cagate. Non ha messo i suoi amici nelle posizioni. Vabbè, ma gli amici tutti li mettono ovunque, non è una questione di amici. Il punto fondale della questione è: bisogna cambiare il pensiero in cui si entra a fare politica. La politica deve essere fatta per il servizio reso alla comunità e al cittadino, E se non è possibile e non farlo, ci devono essere di mezzo gli interessi di chi fa politica. Esatto. La politica non deve diventare un magna magna dove tutti ci devono guadagnare. E se non è Sei in possibile ritardo farlo, dal 1946 ad oggi. e se non è possibile farlo con la democrazia, bisogna farlo con le armi. No. Sto scherzando. E a proposito di quello che ho appena detto, andiamo con la polenta. seconda canzone, i Longobardet con Polenta Violenta. Contro il couscous! La venuta sul bus! I multi in primavera! Te tira minchia sera! In dall'alto del sé! Cambio da dentro il carcadè! Cambierei thailandese! Alta fa di bei surprese! Violenta, violenta! Violenta, violenta! Violenta, violenta! Violenta, violenta, no! La Mercury! Per salita del cretin! Bistec da soia! Vacca e baboia! Waterlegure e fasà! Alimenta il Ramadan! La sastava cocaina! Avanti col birro! Violenta, violenta! Violenta, violenta! Violenta, violenta! Violenta, violenta, no! No, che schifo. Polenta Violenta! Rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti, Longobardet. Cugino, la tua Bardet, canzone. Ma ricorda un po' magari Bardomagno, come si chiamano quelli dei Barbagianni, Nano War of Steel. Ricordano un po' quello stile. Beh, dato che la polenta Ragnarok comunque c'entra, comunque sempre l'argomento topic è la polenta,
che tutti noi amiamo, tranne Gazzolo ovviamente che preferisce la pizza. Oh, cioè, tu se non mi citi, allora io devo Ma lo dire sai che sei sempre nei miei pensieri, pasticcino. Ecco, vabbè, io ragazzi mi dissocio. Comunque, oltre a parlare di polenta, fatemi fare un'ultima chiusa su Milei per invitare il centrodestra italiano a fare delle politiche di centrodestra, e fatemi almeno dire che sono quantomeno contento che la Lega abbia messo un ministro dell'economia che non prende per il culo gli elettori, perché l'ha detto, cioè ci sono due modi per finanziare la spesa pubblica: o vai a tagliarla oppure alzi le tasse. Non c'è la cavolata di fare altro debito per abbassare le tasse, quantomeno è responsabile. Io preferirei tagliare la spesa pubblica, ma quantomeno non è una presa per il culo agli elettori e dire taglieremo le tasse quando fai ulteriore debito. E fatemi dire una cosa, basta con queste politiche keynesiane che stanno distruggendo l'Europa. Questo qui è veramente troppo, ne abbiamo abbastanza. Più che keynesiane sovietiche, perché l'Unione Europea fa dei piani quinquennali come venivano fatti nell'URSS, quindi di quello stiamo parlando. Sì, no, ma nei singoli stati comunque quelle politiche che vanno di più sono quelle che sia a destra o a sinistra, comunque i partiti di destra non fanno le politiche liberali, e questo è il problema. Bene, ma cambiamo argomento. Vabbè, cosa è successo durante la diretta di In Onda, programma della 7, diretto, insomma, condotto da degli splendidi conduttori di La 7. Allora, c'è una giornalista tal Francesca Santolini, giornalista scientifica e divulgatrice ambientale, che collabora con La Stampa, noto quotidiano di estrema destra, possiamo dirlo. Vabbè. Se n'è uscita con delle dichiarazioni che io ritengo straordinarie, con delle perle di saggezza che probabilmente non si sentivano delle perle di saggezza così auliche dai tempi di Sumaoro, posso dirlo, quando se ne uscì con Mia moglie ha diritto alla moda e all'eleganza. Io farei sentire direttamente dal mio cellulare quello che ha detto. Difendere un sistema di potere basato sui combustibili fossili. C'è un motivo anche identitario, ci sono studi molto interessanti su come addirittura fonti fossili siano un baluardo del patriarcato bianco. I combustibili fossili sono un baluardo del patriarcato bianco. Lì in studio c'era Bonelli, che in quel momento aveva il capochino, ma probabilmente se avesse potuto dire la sua opinione avrebbe detto che ovviamente è d'accordo. Oltre al capochino, secondo me aveva anche qualcosa duro. Comunque... Ho appena detto che questo era l'argomento da mandare sulla home del sito, giustamente. Vabbè, tu stai parlando di Bonelli che aveva il capochino e aveva anche altro. Detto questo, lasciatemi introdurre l'argomento, poi dite quello che volete. È un anno che si parla di patriarcato quando nessuno prima ne parlava, perché è successa una tragedia. Su questa tragedia ci hanno mangiato e ci hanno speculato politici di destra, giornalisti di destra, così come politici di sinistra e giornalisti di sinistra, come in questo caso tal Francesca Santolini sta dimostrando. Perché dovresti dire una cosa del genere? Perché una persona mediamente istruita e dotata di un minimo di cervello dovrebbe dar retta a una cosa del genere, a parte Bonelli, che dobbiamo capire se rientra in queste casistiche? Perché? Perché dobbiamo speculare su un fatto di cronaca terribile? Io queste cose davvero non le capisco e mi cascano le braccia. È una cosa senza senso. Vogliamo parlare di economia verde, di ecologia? Parliamone in maniera sensata, certo, e in maniera seria. Vogliamo parlare dei crimini di femminicidio, lasciando perdere l'ideologia che ciascuno di noi porta dietro, ma in maniera oggettiva? Facciamolo. Evitiamo di dire stronzate, perché queste sono solamente stronzate. Allora, sì. Io mi permetto di dire una cosa molto brevemente. C'è un fondo di verità in quello che dice Francesca Santolini, perché è vero che nell'immaginario collettivo
l'uomo forte, come abbiamo detto quanto abbiamo detto tante puntate fa, l'uomo forte nell'immaginario collettivo guida l'Harley Davidson con il giubbotto di pelle e il Giangi e il Gianlu stanno abbracciati sul monopattino elettrico. Quindi è vero che nell'immaginario collettivo quello che possiamo definire patriarcato, l'uomo tradizionale, guida il suo bel combustibile fossile. Detto ciò, ora, da questo presupposto, dire che i combustibili fossili sono un baluardo del patriarcato bianco, da qui mi sembra che non si possa nemmeno parlare di iperbole, qua altro che iperbole, è proprio un'esagerazione, quindi messa giù così, se posso permettermi, è proprio una minchiata, come direbbero a Palermo o a Ragusa. No, è vero anche quello che ha detto Luca. Alla fine il problema è che poi c'è un cambiamento climatico, sì, non Certo. possiamo negarlo, sta cambiando il clima, che poi le motivazioni siano svariate, quello e così come anche le soluzioni siano svariate, quello lo do anche per assodato, però loro, anche tutti questi personaggi, Bonelli in primi che si mette a cantare Celentano quando fa gli interventi alla Camera sul clima. Sì, contro l'urbanizzazione. Contro delle l'urbanizzazione. Lei che cita il patriarcato, eccetera, tutte queste cavolate qua. Non è che, anzi, vi fate prendere ancora più in giro perché ridicolizzate un tema serio che va preso seriamente e che poi portandolo a questi estremi, oppure portandola avanti cantando canzoncine dicendo che è sempre colpa del maschio bianco, alfa, Certo. eccetera, eccetera, svilite un tema che non può essere trattato in maniera così molto leggera, molto scherzosa o comunque in maniera molto ideologica soprattutto, perché poi i danni ambientali ci sono, le politiche ambientali fallimentari dell'Unione Europea ahimè ci sono e quindi serve una classe politica, servono anche degli opinionisti che vadano in TV ma che parlano di ambiente in maniera seria, non in questo modo citando ogni 2x3 il patriarcato. È un po' il discorso che abbiamo fatto su Ultima Generazione. È il discorso di Ultima Generazione, che secondo me questa cosa dell'ambiente è un problema intergenerazionale, cioè riguarda tutte le generazioni, riguarda soprattutto la nostra, riguarda quelle future perché saremo Certo. quelli che ne pagheranno di più di queste conseguenze, però se poi anche da noi stessi parte una protesta ridicola per la tutela dell'ambiente come fanno quelli di Ultima Generazione, ahimè non li seguirà più nessuno e ogni volta che magari ci sarà qualcuno che parlerà dell'ambiente in maniera seria verrà preso in giro a prescindere perché sappiamo che poi una volta che circola la notizia nel giro di 2 secondi su internet quella poi va e rimane, quindi veramente io faccio un appello a sti qua di piantarla, insomma di andare in televisione a dire certe castronerie e una televisione seria molto democratica dovrebbe anche censurare certe persone che sparano queste fesserie, però in maniera molto democratica. Cugino, una televisione seria dovrebbe censurarle. No, assolutamente no, assolutamente non andrebbero censurate queste dichiarazioni che si commentano un po' da sole. Dato che però Gazza ha parlato di ambientalismo, io ti vorrei invece concentrarmi sull'altra parte che ha tirato in causa la giornalista, cioè che definiva il petrolio come il simbolo del baluardo del patriarcato. Ecco, ma queste cosiddette femministe al problema di un retaggio patriarcale che sicuramente c'è ancora ed esiste nella nostra società, qual è essenzialmente la loro soluzione? Perché per ora ho visto solamente un demonizzare gli uomini, ma anche l'uomo può essere vittima di un retaggio patriarcale, perché vi voglio citare un qualcosa che è successo veramente poco tempo fa alla trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, quando hanno iniziato a ridere e a scherzare e prenderla poco sul serio, quando hanno raccontato, la Canalis ha raccontato di aver pestato il suo ex compagno Bobo Vieri. Addirittura Striscia la Notizia fa ancora peggio, cioè gli va a consegnare il tapiro d'oro come se un uomo ovviamente più grande, più forte fisicamente, perché comunque Bobo Vieri lo conosciamo tutti, è un bisonte di 100 kg e non voglio fare assolutamente body shaming anche perché viene da me, quindi però si è visto benissimo, cioè Bobo Vieri l'ha detto sì, però io intanto la testata me la sono presa,
perché è giusto scherzare di un uomo che fa la cosa giusta, cioè ha fatto quello che avrei fatto anch'io, perché non reagisci quando una donna ti picchia sapendo di essere fisicamente più forte, perché sarebbe sbagliato rispondere con la violenza, e invece di apprezzare il gesto di un uomo che si comporta nella maniera giusta, lo si viene e lo si prende per il culo. Questo l'ha fatto la Fagnani in diretta e questo qui lo ha fatto Striscia la Notizia. Questo qui è un retaggio patriarcale e questo qui è un caso in cui dimostra che l'uomo può essere vittima di questo retaggio patriarcale. E queste femministe cos'è che fanno? Loro, quando c'è un uomo che viene picchiato, o ti rispondono con il classico ma cosa c'entra? Sono le donne che vengono uccise, sono le donne che subiscono violenza. No, è un problema che arriva da entrambi, perché una donna può sostenere il sistema patriarcale tanto quanto lo fa un uomo, e un uomo può difendere i diritti delle donne e del femminismo molto più di una donna. E queste stronzate del sorella sono con te solamente per demonizzare una parte della popolazione mi hanno sinceramente stufato. Veramente un bellissimo intervento. Perché veramente penso che sia stato l'intervento più di livello in questi 3 anni. Un po' come i tombini. Un po' come i tombini. A livello. Vedi che... Vabbè. Scogna che è un grande fan di Lambrenetto. Abbiamo mandato tutto in vacca, giustamente. Non poteva essere diversamente. Però io posso citare una notizia che mi è apparsa poco fa. No? Dai, Scogna, torna qui. Che a volte però vanno anche date queste belle notizie. Erano ingegneri, sono diventati maestri pasticceri, ci davano dei matti, ora sforniamo 100.000 panettoni all'anno. Io adesso... è una metafora sui panetti di... No, non pensar male. È la storia praticamente di 3 ingegneri. Io poi l'ho letta, ripeto, così velocemente, andrà approfondita, però quindi prendetela con le pinze. Però dal titolo, dal sottotitolo eccetera, in pratica questi 3 ragazzi che sono diventati ingegneri eccetera, appena sono diventati ingegneri hanno aperto una pasticceria, gli davano tutti per matti e oggi sfornano 100.000 panettoni di fila. E io cito questa notizia perché spesso si parla degli Stati Uniti come il paese il mondo delle opportunità, no? Lì dove puoi diventare un businessman in 2 minuti, self-made man. È come se poi il resto del mondo invece fosse una merda. Cioè in Italia questa cosa non è mai possibile. Invece questi ragazzi dimostrano che con uno spirito di intraprendenza, adesso poi spirito di intraprendenza e tutto il resto, cioè in realtà senza andare negli Stati Uniti certe cose puoi farle anche in Italia. Poi è chiaro, c'è lo Stato che ti ammazza con le tasse e più che altro quello piccolo dettaglio, però c'è anche chi riesce a trovare le tasse, piccola roba, però c'è anche chi riesce a restare a galla, e ogni tanto queste notizie farebbero bene a dirle, giusto anche per incoraggiare un po' tutti gli altri. Chi riesce a fare imprese in Italia dovrebbe essere visto come un eroe, più che altro. Vero, sono assolutamente d'accordo. Quello che invece non mi trova d'accordo è, ovviamente queste persone vanno apprezzate per quello che hanno fatto, però il paragone con gli Stati Uniti, nel senso, lì ci sono società che valgono miliardi e miliardi e continuano a nascerne ogni giorno, e qui noi ci stupiamo se dei ragazzi riescono a fare impresa. Capisci che c'è qualcosa che non va, cioè il modello non è il nostro, dove il caso o il caso speciale fa notizia. No, non dovrebbe essere così. Cioè da noi l'imprenditoria è ammazzata. Poi torniamo sul discorso sempre di Milei, però il punto è quello: l'imprenditoria viene ammazzata da uno Stato che per campare ha bisogno di succhiare anima e soldi alle persone che lavorano, dipendenti, e agli imprenditori. Questo è. Quindi l'esempio non è l'Italia, che ha dei casi speciali che sono da prendere assolutamente da esempio e sono da premiare, ma gli esempi sono Ferrero, Mediaset, ce ne sono di esempi virtuosi, assolutamente sì, Radio Libertà, ce ne sono di esempi imprenditoriali virtuosi in Italia. Questo qua è il discorso. Comunque in Italia potrebbe sprigionare tanto di quel potenziale che invece rimane legato, e come le Wings, sprigiona, fai volare la follia. La soluzione è limitare lo Stato, quello che ha detto esattamente Milei. Lo Stato deve essere minimo.
Lui infatti la prima cosa che ha fatto è stato eliminare un sacco di ministeri e di cose totalmente inutili per lasciare le cose essenziali, cioè lo Stato che si dovrebbe occupare di far amministrare la giustizia, della difesa, del mantenere l'ordine pubblico, quindi della difesa interna, e essenzialmente c'è questo, è fare le leggi, cioè, ma non dovrebbe servire a molto altro. Sai cosa succederebbe in Italia se la Meloni provasse a farlo? Se provasse a chiudere tutti quei dipartimenti inutili dei ministeri e della burocrazia, il giorno dopo ci sarebbe uno sciopero totale di tutta Italia, con i cassintegrati, con gli esodati dei dipendenti di questa burocrazia che scenderebbero in piazza, e poi le successive elezioni si metterebbero tutti d'accordo col PD e col cazzo che vincerebbe ancora. Esatto. Il problema dell'Italia è quello. Il problema dell'Italia è quello, è che la gente guarda ai propri interessi, perché se tu sei un lavoratore pubblico che succhi linfa vitale allo Stato, ma quella linfa vitale ti fa portare la pagnotta a casa, a te non importa che tu in quel modo, occupando quel posto, stai facendo il male dello Stato. Tu hai il tuo stipendio, quindi se la Meloni ti toglie il tuo stipendio, anche se sta facendo il bene dello Stato, tu comunque scioperi, fai le rivolte, fai le proteste, fai i picchetti, ti iscrivi ai sindacati e non la voti e la mandi a casa e voti il PD. Quindi il problema è sempre la mentalità della gente. Sì, però io il problema non lo focalizzerei sul dipendente, ma lo focalizzerei su... ma sono tante migliaia di dipendenti. Lo so, ma c'è qualcuno che negli anni ha sempre permesso questo. Certo. Ha sempre permesso questa cosa qua. E il problema quindi non è da riporre, secondo me, sui dipendenti, ma è da riporre ad altri livelli. I sindacati. Sindacati, la politica, insomma, tutta gente che in un modo o nell'altro con le corporazioni ci sguazza. Ma poi torni sempre lì, c'è la politica è il riflesso della società che abbiamo, quindi non saranno mai troppo differenti da quello che è la rappresentanza politica e quello che è la... Ti sto dando ragione troppe volte, Vittorio, questa cosa mi sta estremamente sui coglioni. Dai, partiamo con qualcos'altro per andare in chiusura. Anche perché dobbiamo chiudere, quindi... Esatto, allora... Canta Metti un guinzaglio alla tua ragazza. Ecco, torniamo al livello classico. Il sindaco di Roma, Gualtieri, scopre che Tony F non può esibirsi a Capodanno. Il Campidoglio, secondo quanto si apprende, chiederà a Tony F di fare un passo indietro e di rinunciare di esibirsi nel concerto di Capodanno al Circo Massimo. Non potevamo pensarci prima. Che non deve essere occasione divisiva per la città. La presenza dell'artista ha scatenato nelle ultime giornate le polemiche di diverse associazioni. Ieri l'associazione Differenza Donna ha definito una scelta scellerata organizzare un concerto dove il target saranno le ragazze e i ragazzi, nel quale sarà presente tra i protagonisti un cantante come Tony F, autore di testi sessisti, misogini e violenti. Io su questo sono esattamente a metà, perché a me fa cagarissimo Tony F, lo ritengo il più grande schifo della musica italiana attuale, ma allo stesso tempo mi sta sui coglioni il politicamente corretto e anche questa censura verso chi non dice le cose nel modo che piacerebbe a noi. Allora, che ne pensate voi? Assolutamente d'accordo con te. Ah, ok. Proprio... No, secondo me tu non sei a metà allora. Sei dalla parte di Tony F. Sì, anch'io però mi fa cagarissimo. Vabbè, ma infatti è un po' come Rousseau che dice non sono d'accordo con la tua opinione, ma... no, non è proprio la stessa cosa. No, non c'entra assolutamente un cazzo. Però io sono totalmente dalla parte di Tony F, nel senso che anche a me sta sui coglioni e non piace, non lo ascolto e sono a posto così. A me non così. è che non piace, lo ritengo il più grande schifo della musica italiana. Vabbè, non ti piace, dai. Cioè, se l'Inferno avesse una colonna sonora sarebbe l'ultimo album di Tony F. Va bene, bello, mi piace. Cioè, se l'ignoranza avesse un cantante, se l'ignoranza fosse personificata in un cantante, sarebbe Tony F. Ci può stare. Il punto è che, scusatemi un attimo, organizzate il concerto di Capodanno, invitate una persona, magari gli fate anche firmare un contratto e dopo scoprite che fa tutta una serie di testi che non ritenete moralmente corretti. Cioè ve ne accorgete dopo. Cioè una persona, quando deve far firmare un contratto a un'altra persona, si informa sulle sue doti professionali. Cioè voi lo fate firmare e poi dite no, non ci piaci, fai che non vieni più. Io spero che Tony F, se ha già firmato un contratto, si pigli i soldi lo stesso senza esibirsi. Quello deve fare, perché la gente deve smetterla di essere così, di essere stupida, perché questa è stupidità, punto.
Perché se non ti piace il messaggio che veicola un cantante, non lo inviti. E se lo inviti per poi ritrattare, vuol dire che sei un coglione. Punto. Cugino, ultima cosa e poi salutiamo. Ma purtroppo sono d'accordo con il signor Adalberto Scognamiglio. È perché ormai è come Gazzola mi chiama Vittorio Las Mujeres. Vabbè. Vabbè, abbiamo finito. Dai. Grazie per quest'anno di ascolti. Questo 2024 straordinariamente straordinario. Ci vedremo forse l'anno prossimo se ci arriviamo. Esatto. Questa confermi Gazza, visto che hai già preso le ferie sulla settimana bianca sul Monviso, che è l'ultima puntata di quest'anno. E l'ultima puntata, la prima e ultima di quest'anno di Trollamiglio. Ma non è la prima. L'ultima sì, speriamo sia l'ultima in definitiva. Però vediamo nel 2025 puntata cosa succede. Numero 70. Ma ti rendi conto? Il 4º anno consecutivo di questa decade. Io mi ricordo che abbiamo iniziato quest'anno con te che mandavi un vocale e dicevi complimenti Barbe Eleganti che si apprestano a rovinare il 3º anno consecutivo di questa decade. Arriverà. Il 2025 sarà il 4º anno consecutivo di questa decade. Assolutamente sì, la cosa mi spaventa e questo mi fa capire, cioè non mi fa capire come questa emittente radiofonica possa mandare in onda questo programma con Vittorio presente, però voi vi apprestate a rovinare il quarto anno di fila. L'invidia contro le superstar sono sempre come dire all'ordine del giorno, però sul insomma Cadavere dei leoni festeggiano i cani, i cani rimangono cani e rimangono leoni, dai. Insomma un Michael Jordan non può essere giudicato da un Sam Bowie, quindi ma vai a cagare Vittorio. Quindi dai, direi che possiamo concludere magnificamente il 2024. Grazie per averci seguiti. All'anno prossimo vi lasciamo con Porto Io di Nello Taver e come sempre, dillo che tu Scogna, viva i piedi! Arrivederci.